Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Pianeta Dilettanti. Questa sera parliamo del Comitato Tecnico Scientifico assieme a un ospite che è il dottor Stefano Rismondo, responsabile dell'unità di servizio di prevenzione e protezione dell'Università di Trieste, ma in questo caso è responsabile sicurezza del CTS. Buonasera e benvenuto. Buonasera Alexis e buonasera ai telespettatori. Allora, parliamo proprio del CTS, di come è stato istituito in seno al Comitato della Federazione Italiana Gioco Calcio e Lega Nazionale Dilettante della nostra regione, ma anche quelle che sono le attività. Quindi partiamo da questa premessa. Beh, diciamo che la nascita del Comitato Tecnico Scientifico in seno al Comitato regionale appunto della Lega Nazionale Dilettanti nasce da un'intuizione e dalla volontà precisa del presidente Canciani, che appunto per riprendere l'attività calcistica all'indomani, insomma, al verificarsi della pandemia, eravamo nel 2020, nell'estate 2020, ha subito intravisto questa possibilità di riprendere appunto coadiuvato da un gruppo di professionisti di diverse appunto estrazioni professionali, quindi ha messo insieme delle 3 professionalità molto spiccate, un giurista, un medico sportivo e un esperto appunto in sicurezza, proprio per trattare questi temi, per riprendere l'attività calcistica appunto in questo periodo di pandemia. Ecco, semplificare, no? Semplificare i protocolli, questo immagino sia stato importantissimo per le società stesse. Quindi, per quanto riguarda il protocollo attuativo di sicurezza per le riprese dell'attività del calcio dilettantistico, c'è stata un'approvazione, ma poi ci sono dei contenuti anche che vogliamo evidenziare. Sì, il Comitato Tecnico Scientifico appunto fin da subito si è reso conto che prima di iniziare qualsiasi tipo di attività aveva bisogno di conoscere, diciamo, la situazione e quindi individuare i punti di debolezza del sistema e anche i punti di forza. E quindi è stato somministrato un questionario abbastanza complesso a tutte le società sportive e le associazioni dilettantistiche della regione, proprio per individuare, diciamo, tutta una serie di elementi per poi procedere con le semplificazioni dei protocolli. Di fatto a questo questionario hanno partecipato un larghissimo numero di società, quasi il 70% delle società hanno risposto e, diciamo, si sono acquisiti, elaborando i dati appunto di questo questionario, si sono acquisiti tutta una serie di elementi che sono stati molto utili per il prosieguo dell'attività del CTS. Di fatto, non appena appunto abbiamo letto il protocollo nazionale, che a dire la verità era un protocollo abbastanza complesso e di difficile applicazione, proprio per la volontà del Presidente Canciani e del Comitato regionale, abbiamo subito deciso di semplificare, perché appunto l'applicazione risultava molto difficile. Non solo, appunto, anche gli stessi presidenti, insomma, avevano capito che applicare questo protocollo risultava alquanto problematico. E quindi, in collaborazione anche con l'assessorato alla salute e con gli uffici regionali, abbiamo proceduto a delle semplificazioni, redigendo non solo un protocollo semplificato di poche pagine con regole chiare diciamo, e uniformità di comportamenti, ma soprattutto aggiungendo degli addendum, ovvero dei documenti aggiuntivi e soprattutto degli allegati che sono poi stati utili per la gestione appunto delle problematiche relative alla pandemia. E questa semplificazione, questo protocollo alla fine è stato preso anche ad esempio da altri comitati, mi diceva, comitati regionali? Beh sì, in effetti lavorando appunto con l'assessorato alla salute, diversi comitati regionali, specialmente del nord Italia, avevano preso ad esempio la nostra attività e in qualche modo aspettavano l'emanazione di questo protocollo semplificato. Tant'è che il protocollo è stato approvato dagli uffici della Regione ed è stato formalmente e ufficialmente presentato nell'ottobre del 2020 dall'assessore regionale appunto alla salute, l'assessore Riccardi.
Ecco, il tema sicurezza è molto caro, no? Soprattutto nel post-Covid. Insomma, il Covid, la pandemia ha dato degli input in più purtroppo in tema sicurezza. Immagino che il Comitato abbia pensato ad altre iniziative in ambito sicurezza Covid-19, intendo. Beh, diciamo che dopo questa forte collaborazione con la Regione si sono susseguiti diversi incontri, non solo con l'assessore Riccardi, ma anche con l'assessore allo sport Gibelli, e quindi si è consolidata questa collaborazione istituzionale tra gli uffici della Regione e diciamo, il Comitato regionale. Tant'è che sono proseguite le attività. Mi viene in mente quello che è stato fatto, diciamo, a livello di comitato. Si sono svolti ad esempio moltissimi incontri a livello provinciale, gestiti evidentemente dal presidente regionale Canciani, con il CTS e con tutti i presidenti delle società sportive territoriali. Questi incontri sono serviti non solo per illustrare il protocollo, che in quel contesto era semplificato e quindi era più semplice applicarlo, ma soprattutto tutti gli allegati che questo protocollo portava in sé. Erano allegati che all'apparenza sembravano molto burocratici, sì. Però in realtà allo stesso tempo erano anche molto efficaci, perché come primo obiettivo avevano quello di tutelare l'attività e le responsabilità dei presidenti. Non dimentichiamo che i presidenti delle società sportive, comunque delle associazioni, sono sempre responsabili in ultima istanza di quello che avviene all'interno dei propri spazi e quindi l'intento era quello di tutelare in primis le loro responsabilità. E quindi immagino l'abbiano preso bene questo protocollo e sia stato ben voluto dalle società. Beh, direi di sì. Lo stesso presidente Canciani con i suoi collaboratori verificava ogni giorno sul campo proprio l'applicazione di questi protocolli che in qualche modo, anche con l'ausilio di questi documenti allegati, diciamo che davano una certa tranquillità nella gestione di questa difficile fase pandemica, insomma. Ecco, e poi con l'evolversi della pandemia c'è stato sempre un aggiornamento anche dei protocolli, vista anche il cambio di colore delle regioni, eccetera, eccetera. Quindi certo, anche nel mondo del calcio dilettanti ci sono stati degli aggiornamenti continui. Sì, sì, assolutamente. Una delle cose più interessanti che sono state fatte era quella di istituire all'interno della pagina del sito del Comitato regionale una pagina specifica web emergenza Covid. All'interno di questa pagina c'erano le cosiddette FAQ, cioè sì, tutte le società che utilizzando un'apposita casella di posta elettronica inoltravano quesiti, dubbi, segnalazioni, difficoltà di applicazione del protocollo. Ecco, le domande più ricorrenti venivano diciamo, esibite all'interno delle FAQ e in quel contesto venivano date risposte che poi erano utili anche per le altre società. Ma non solo, non arrivavano solo segnalazioni diciamo, di questo tipo, ma arrivavano anche dei casi molto virtuosi di gestione appunto di determinate situazioni, eccetera. Ecco, questi casi virtuosi sono stati riportati nelle FAQ in maniera da dare alle altre possibilità, da dare alle altre società la possibilità di, in qualche modo, di imitare queste situazioni così virtuose e quindi anche ispirarsi al meglio. Quindi c'è stata anche una sorta di collaborazione, diciamo, tra società e comitato e CTS, visto che appunto le problematiche poi ve le hanno poste, ma voi avete cercato di risolverle. Assolutamente, anche perché ricordo che nei primi incontri appunto le perplessità erano molte, le polemiche giustamente c'erano e via via queste, come dire, questi intoppi in qualche modo hanno trovato riscontro nei protocolli e quindi anche in questo contesto diciamo, la gestione
questa fase così difficile è stata forse un po' più semplice. Ecco, diciamo che in chiusura possiamo dire che è stata difficile, ma siete riusciti in qualche modo a trovare un equilibrio, grazie a professionisti come voi che siete riusciti a trovare le soluzioni più adatte per le società. Beh, diciamo che l'apporto del CTS, proprio per la sua eterogeneità di professionalità al suo interno, ha dato delle risposte sia di tipo giuridico con l'avvocato Mosetti, Sì. ha dato delle risposte anche dal punto di vista medico-sportivo con il dottor Di Benedetto e in qualche modo ha dato delle risposte anche dal punto di vista della sicurezza, soprattutto dal punto di vista burocratico, perché poi alla fine determinate questioni di sicurezza ovvero responsabilità relative alla sicurezza, in qualche modo trovano riscontro nella burocrazia, nella redazione di protocolli, nella redazione di procedure, regolamenti, eccetera. Ecco, noi abbiamo cercato di dare alle società sportive la possibilità di affrontare nelle difficoltà che abbiamo vissuto tutti, che conosciamo benissimo, di affrontare al meglio questa fase della ripresa delle attività. Ecco, e proprio di ripresa, di futuro e di quello che ha lasciato in tema sicurezza il Covid in vista, in prospettiva futura, ne parleremo nella prossima puntata perché tornerà ospite Stefano Rismondo proprio per continuare a parlare di sicurezza e del CTS. Grazie intanto per essere stata in nostra compagnia questa sera. Grazie Alexis, buonasera a tutti. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Pianeta Dilettanti. Grazie per l'attenzione e buona serata.